Sulle impegnative di domiciliarità, ovvero i contributi che vengono stanziati a favore dei non autosufficienti per permettere loro di restare entro le mura domestiche, c'è una gran confusione, la delibera, secondo il Partito Democratico, è tutta da rivedere. Sì, la delibera è stata approvata a luglio di quest'anno, però bisogna rivedere completamente i criteri con i quali si stanno erogando questi 46.000 interventi a favore di altrettante famiglie nel nostro Veneto. È una delibera che stanzia 101 milioni suddivisi tra varie impegnative di cura domiciliare per chi ha l'Alzheimer oppure chi ha una disabilità grave oppure per progetti di vita indipendente. Ci sono limiti di età che non vanno bene, ci sono importi molto bassi rispetto alla gravità della situazione e alle spese che la famiglia deve sostenere per mantenere a casa chi non è autosufficiente. Quindi chiediamo intanto di avere un punto di riferimento, basta con questo rimpallo tra l'assessore alla sanità e l'assessore sociale, ci dicano chi è il referente per le impegnative di cura domiciliari e poi un tavolo tecnico subito per sbrogliare la matassa che sta mettendo in difficoltà migliaia e migliaia di famiglie nel nostro Veneto.